Eder. Mech. Pallister. Direttore, Liliana sarebbe morta il 14, ma sarebbe stata poi portata sul luogo del ritrovamento poche ore prima che questo accadesse. Beh, intanto ti saluto. Niente, tutte queste perizie possono avere una certa importanza, è tutto importante, giusto per dare qualche risposta a tutte queste cose che stanno succedendo, per sapere almeno cosa è successo. Capisci? Nel buco tra il 14 dicembre e il giorno del ritrovamento, dove può essere stata Liliana? Guarda, queste sono risposte che io non so darti, perché saranno gli inquirenti e la procura che ci daranno queste risposte. Magari adesso questa nuova perizia con la dottoressa Cattaneo, che comunque io spero che ci dia almeno qualche verità, qualche informazione importante. Il problema è che rispetto alla fiaba di Liliana Resinovic che ci raccontavi tempo fa, adesso è tutta un'altra storia, anche tu rischi di avere qualche problema. Ma sì, guarda, sono ancora supposizioni, idee, giustamente la famiglia, ma anch'io ho bisogno di avere delle risposte. Ognuno vede, pensa a modo suo e dopo vedremo appunto cosa ci diranno queste. Però Sebastiano, sono 3 anni che noi facciamo la guerra per non far archiviare il caso, ci sono stati dei momenti in cui solo io parlavo del caso e parlo dei 4 mesi prima che il GIP non accettasse l'archiviazione, eccetera eccetera, quindi questa sembra la vittoria degli onesti più che la tua. Ma guarda, ognuno ha le sue idee, io ho i miei consulenti che anche loro lavorano, il mio avvocato. Noi, ti dico, i primi tempi tutto portava là, perché i telefoni a casa, i documenti, tutte le cose. Sembrava che ci fosse stato questo suicidio, ma poi piano piano sono emersi tante cose, tanti fattori che comunque portano evidentemente a qualcosa di brutto, insomma. Eppure i dettagli che emergono da questa autopsia ci fanno pensare che l'ultimo ad aver visto Liliana sia stato proprio Mike Tyson. Ma guarda, io ho parlato con i miei consulenti, anche con il generale Garofano, che comunque vede le cose a modo suo e lui ci darà le risposte quando sarà il momento. Io non posso confermare tutte queste cose qua. Sebastiano, è tanto tempo che non ci ricordi che la storia tra Liliana e Claudio non esiste. Questa storia d'amore non esiste. Non ci sono prove, non c'è niente che porta a questa storia d'amore. Io chiedo rispetto verso Liliana, che non ha qui la possibilità di rispondere a queste cose. Io chiedo rispetto, quello che il signor Sterpin non ha mai dato, capisci? Lei è scomparsa quando ha deciso di andare via da casa. Io sono convinto che Sebastiano sapeva da mesi del nostro rapporto. Non può non aver saputo, perché è venuto fuori dopo, a posteriori, che anche la seguiva, per cui ci ha trovati in macchina. Lei non può non avergli detto nulla, perché eravamo ormai vicinissimi al nostro andarcene a passare il weekend assieme. Mi aveva detto: non preoccuparti, io troverò modo di dirlo a Sebastiano. Lili non può essersi suicidata. Lei è scomparsa perché non poteva portarsi via da casa quello che sapeva, punto. Il suicidio ha fatto comodo a tutti, addirittura lei era appena scomparsa da 2 giorni che a Sebastiano gli è scappato di dire: tanto si è suicidata. Lei è stata tenuta in qualche posto freddo vuol dire 2-3 gradi, per una ventina di giorni. Lei è stata messa lì la notte tra il 4 e il 5 gennaio, perché se la mettevano solo una notte prima la trovavano piena di insetti, bestie varie. Lei è stata trovata praticamente indenne, questo vuol dire che è stata messa lì poche ore prima di essere trovata. Intanto devi avere rispetto su Liliana, primo, e secondo che non hai titolo di parlare di Liliana, non hai titolo, non esiste nessuna prova d'amore, e sono cose, questa storia d'amore non esiste, capito? Ma è vero che li seguivi? Ecco, mi faccia vedere le prove, ma io sono qua a rispondere a questo signore che ogni giorno tira fuori qualcosa, capisci? Cioè,
chiedo rispetto verso Liliana. Eppure la gente non capisce perché ti contraddici continuamente. Per forza. Tu e Lorisa Rimini siete coloro che hanno sfidato di più con le loro interviste gli inquirenti. Tornando indietro, cambieresti qualche tua risposta? Ma assolutamente sì, sono d'accordo con te, cioè io a distanza di tempo mi rivedo e magari vedo qualche vecchia intervista qua e là, mi rendo conto che ero completamente fuori con la testa perché giustamente perdere mia moglie, non sapere come è morta, se è suicidata, se l'hanno ammazzata, quando e perché, cioè adesso come adesso riesco un po' più a essere vicino a queste cose qua. Certamente i primi tempi ero nel marasma più totale, io mi rendo conto. Se Claudio dice delle fesserie, come mai non l'hai querelato? Assolutamente no, non mi interessa neanche farla perché no. io voglio vivere mentare, tranquillamente ancora Sebastiano, questi 20 anni che mi restano. Io intanto ho 4 querele, 4, allora ci vedremo in tribunale, lasciamo che parli Sterpin, lasciamolo che parli. Lasciamo che parli gli altri persone che sono coinvolte in qualche maniera in questa storia e piano piano secondo me verrà fuori qualcosa. Io non è che voglio vendetta, come sto vivendo io questi 3 anni? Cosa serve a 85 anni se lo denunci qua e là, una roba e l'altra e dopo? Sebastiano, tu sei sicuramente molto sportivo, o forse eviti delle code legali che potrebbero essere pericolose. Claudio però a te qualche sorpresina te l'ha fatta, come mai? Sì, perché ho detto che lei è matto, capito? Lui mi ha denunciato perché era la parola più buona che potevo trovare. Lei era più piccola di me, aveva 6 anni di meno. Io ero la più casinista. Liliana era sempre con noi. Pacata, non alzava mai la voce. Non le piacevano le persone che gridavano o che si agitavano troppo. Era così da bambina e non è mai cambiata, per tutta la vita. Liliana era la piccolina di casa, tutti la coccolavano. La domenica eravamo sempre a casa della zia Maria. Ci preparava il pasticcio, gli arrosti con le patatine, stavamo tutti assieme. La figura slanciata, una massa di capelli ricci. Da ragazza Liliana Resinovic appariva così nelle foto. Però andava a periodi. Era molto appassionata di sport e quando ha iniziato a gareggiare i capelli corti erano più comodi. Le piaceva fare i dolci, proprio come sua mamma. E poi ricamare. Ricordo certe giornate in giardino, a preparare i nostri corredi. Adorava il mare e la fotografia. Ma la passione vera di Lilli erano i viaggi. Prima di incontrare Sebastiano, Liliana viaggiava moltissimo. Una volta con i colleghi hanno preso le bici e in treno sono arrivati in Olanda. Lei ha sempre fatto sport. Mai vista stare male. Al massimo prendeva un'aspirina per il mal di testa. O gli integratori, come si fa a una certa età, per i capelli, le unghie, le ossa, fine. La zia Maria è morta nel 2012, volete sapere se Lily ha avuto una crisi? Certo, è stato un momento doloroso. Ma sicuramente questo non può avvalorare la pista del suicidio. Lei non si è tolta la vita, è stata uccisa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.